Buongiorno, oggi prepariamo un dolce tradizionale siciliano, la crostata di ricotta e cioccolato. Gli ingredienti sono per la pasta frolla farina, zucchero, sale, scorze di limone grattugiato biologico, tuorli d'uovo e burro. Gli ingredienti per la crema sono ricotta fresca di pecora, cannella, zucchero, cioccolato fondente, arancia candita e vaniglia. Mescolare in una ciotola la farina con lo zucchero e il sale. Quindi versare il tutto sul piano di lavoro. Quindi unire i tuorli d'uovo e il burro freddo tagliato a dadini. Unire la scorza di limone grattugiata. Lavorare tutto con la punta delle dita fino ad ottenere un impasto omogeneo. Se l'impasto risultasse un po' duro, potete aiutarvi con un goccetto di latte. Una volta ottenuto un impasto omogeneo, schiacciarlo, avvolgerlo nella pellicola per alimenti e farlo riposare in frigo per almeno mezz'ora. Tagliare l'arancia candita a listarelle e poi a dadini molto piccoli. Lavorare la ricotta con lo zucchero fino a ottenere una crema. Unire l'estratto di vaniglia, un pizzico di cannella, le scorze di arancia e il cioccolato. La farcia è pronta. Imburrate e infarinate una tortiera, quindi lavorate una parte dell'impasto in modo da ottenere una sfoglia sottile circa 1 centimetro con cui rivestire la base e i lati della vostra tortiera. Una volta steso l'impasto, bucherellate il fondo con una forchetta. Versate la farcia e livellatela. Stendere un secondo pezzo di impasto in una sfoglia che userete come copertura. Rifinire i bordi e spennellare il dolce con un poco di tuorlo sciolto nel latte. Infornare a 180 gradi in forno statico per 40 minuti circa. Ed ecco il risultato. Buon appetito!